Mi dica, la signora che tipo era? Un po' allegra, così, che stava un po' con tutti, cantava nel coro parrocchiale, signora piacevole stare assieme. Ma di ricordi li ho tutti belli, ma non so, andavamo magari là sul cortile a ridere, a scherzare, a prendersi in giro, o magari la chiamavo, Giacomina, Giacomina, mi serve, non so, l'aglio, mi dava l'aglio, ci chiamavamo, parlavamo dei figli, così, poi Raffaello era appassionatissimo di musica, siccome mia figlia è una bravissima pianista, parlavamo, dai, quando vieni su chiamami che la voglio vedere, così. E sentire, sì. L'ho visto ieri, ci siamo visti ieri al semaforo qui di Villa Antonia, ci siamo salutati, ma non... A che ora l'ha visto? Verso le 12:30. Buonissima gente, io avevo un rapporto, gli ho dato un giorno, sono orgoglioso per un confinante così, più di così non so cosa dire. Posso dire solo questo, sono stato orgoglioso per un confinante così. Questa roba qua non ho parole proprio, veramente, non ho parole. Due persone tranquille. Tranquillissime, la mattina ci mettevamo a parlare insieme, anzi avevano un pezzettino di orto, mi diceva Marisa se vuole qualcosa, una roba guarda proprio, non ho parole, basta. Erano due persone tranquille, insomma, davano a messa, andavano in giro, facevano da mangiare assieme. Non so che cosa possa aver scaturito in una persona una cosa del genere, anche perché attaccatissimi ai figli, ai nipoti.